Mirko De Gerone, allenatore del Centro Giovani Calciatori, gara 1, 4-2 per il Lodi, due assenze pesanti, quelle di Ambrosio ed Elia Cinquini. Siete usciti a testa alta, avete giocato alla pari nonostante tutto, alcune decisioni chiaramente lasciano il tempo che trovano e quindi chiaramente questa almeno è la mia analisi. Sì, sì, ma io voglio analizzare solo la partita perché altre cose ormai non mi interessano sinceramente. Abbiamo fatto secondo me il massimo, abbiamo mantenuto anche in dei momenti particolari una buona lucidità, abbiamo attaccato anche in momenti particolari con abbastanza criterio e cervello. Logico che poi dopo sapevamo che eravamo corti, quindi abbiamo sofferto un pochino in certi frangenti della partita, ma io penso che comunque il risultato sia bugiardo, perché comunque sia, non penso che il Cinque Viareggio, legni. sì, non penso che il Viareggio di stasera meritasse di perdere. Comunque questo è lo sport, quindi adesso cerchiamo di recuperare energie e cerchiamo di giocarcela fino all'ultimo, perché comunque sia è 8 mesi che sudiamo e quindi è giusto che ce la giochiamo fino all'ultimo. In prospettiva per sabato Elia Cinquini pensi che possa essere recuperabile oppure no? È uno strappo, di solito se succede a un giocatore di calcio sta fuori 1 mese e mezzo e quindi non penso che Elia riesca a recuperare nel giro di poco più di una settimana e anche non è giusto mettere in repentaglio la salute in maniera particolare di un giocatore, quindi valuteremo per carità come abbiamo valutato oggi fino all'ultimo, però sarà veramente difficile. Il rammarico comunque c'è di essere arrivati qua a un buon punto di una stagione esaltante e poi sono arrivati questi due infortuni che l'hanno condizionata, quello è inevitabile. Sì, un infortunio naturalmente è dovuto a un fatto di gioco, un tiro su una mano e purtroppo lì è diciamo una fatalità. Quell'altro ci sta, è inutile che ci piangiamo addosso e cerchiamo di fare un'altra partita come quella di questa sera con cuore, ma con cervello e con raziocinio, e quindi andiamo a Lodi per provarci.